Allora, l'ospite qui su Zoom a Outcorn oggi è Gabriele Guidi, regista di Terezin. Ciao Gabriele, come stai? Buongiorno, bene, grazie. Te, voi? Bene, bene, sei pronto? Allora, io ti faccio i complimenti per il film, che è uno sguardo diverso sull'Olocausto, uscirà il 26 gennaio in sala. La mia prima domanda è, visto che è il tuo debutto alla regia cinematografica, perché proprio questo progetto? Perché è un progetto anche difficile, insomma, è una sfida. Ah, diciamo che prima di entrare nel mondo della film industry, dell'audiovisivo, ho fatto per molti anni teatro e specificatamente ho lavorato con molte orchestre sinfoniche. Uno dei progetti più belli che ho fatto era con Proietti. Pierino il Lupo e molto altro, che ha fatto il giro dell'Italia per un po' di anni in teatri meravigliosi, il Carlo Felice di Genova, gli Arcimboldi di Milano, eccetera, eccetera. E lavorando con le orchestre continuavo a sentir parlare di Teresin come di un luogo che per i musicisti e per la musica era molto importante. Ad un certo punto ho cominciato a cercare di voler capire la ragione, il perché di questa importanza per la musica e i musicisti. E quindi ne ho iniziato a parlare con Ennio Speranza, che è uno dei coautori della sceneggiatura insieme ad Alessandro Zannoni e me, perché Ennio è un musicologo ed un esperto di musica, il quale mi ha raccontato una storia che per noi, come dire, non dico occidentali, ma insomma del sud Europa, è oggettivamente lontana, no? Dalla nostra Sì, conoscenza, dalle sì. nostre culture. E ho scoperto che in quel ghetto furono sostanzialmente rinchiuse delle eccellenze culturali del secolo scorso, quindi grandissimi direttori d'orchestra, musicisti, violinisti, pianisti, oltre che ovviamente autori, scrittori, eccetera, eccetera, e piano piano, leggendo, studiando, ho iniziato ad approfondire una tematica che mi ha stupito non fosse mai stata affrontata cinematograficamente, cioè Vero? sull'Olocausto tu mi insegni che sono stati fatti talmente tanti film e sono stati, come dire, analizzate talmente tante situazioni che ero sorpreso che una vicenda come Terezin, o Teresin, come è corretto dire, non fosse mai stata affrontata. E quindi, passo dopo passo, mi sono innamorato di una vicenda che secondo me meritava di essere raccontata in un modo un po' particolare. Esatto, che è Perché quello che esce. Noi vediamo questa coppia di musicisti che entrano nel campo. La domanda inevitabile vedendo il film è come hai scelto i due protagonisti, perché il film poggia sulle loro spalle, se sbagliavi uno dei due, diciamo che il film era quasi finito. in realtà scrivendolo alla 180esima stesura ci siamo resi conto che in realtà si era trasformato in un film corale, cioè nel senso sicuramente loro sono lo strumento, il veicolo che ci consente di entrare nell'universo del ghetto di Teresin e quindi la loro storia e la loro vicenda è Sì, è sicuramente quella che ci centrale. porta dentro, diciamo. Però in realtà è a tutti gli effetti un film corale perché i veri protagonisti o i veri coprotagonisti sono poi tutti i personaggi realmente esistiti, tutti, che noi abbiamo cercato di riportare il più fedelmente possibile. La scelta di loro due, siccome l'incipit è che lui sia un musicista italiano che, come tanti artisti in quegli anni, volendo sviluppare una propria esperienza, ambiva a partecipare o comunque a far parte delle grandi orchestre del centro Europa, arriva a Praga e quindi doveva essere un italiano che si innamora di una ragazza cecoslovacca. E quindi abbiamo fatto tante valutazioni. Una di queste valutazioni, non ti nascondo, oltre al talento, il fatto che fosse giusto per età, somaticamente corretto, è stato anche l'inglese, perché io ho voluto girare il film in lingua, la lingua originale del film è l'inglese. Per Dopo l'Italia è l'avete stato. doppiato dopo, praticamente. Abbiamo ridoppiato dopo e Mauro parla un inglese fantastico, meraviglioso, che non andava in nessun modo come dire, a lenire le sue capacità attoriali. Lei doveva essere un viso assolutamente cecoslovacco, dico così perché ovviamente all'epoca non c'era stata ancora la scissione. Lei in realtà è slovacca, Dominica, non è ceca. E è stata più difficile lei di lui perché io cercavo un'attrice, una ragazza che avesse dei tratti somatici molto particolari e soprattutto che riuscisse a trasmettere una dolcezza e una tenerezza tipica di quello che noi avevamo scritto, anche perché lei ha un rapporto molto importante con i bambini del ghetto nel film.
e quindi non cercavo un'attrice che fosse particolarmente sensuale o bella o non so cos'altro. Serviva un mix di cose che vanno dalla bravura, ovviamente, alla piacevolezza, alla tenerezza, e lei è stata complicatissima da trovare perché ne ho provinate veramente tante. Con Antonio è stato più facile perché al terzo incontro e al secondo callback mi ero già innamorato Di Mauro. che Mauro potesse essere l'Antonio giusto. Senti Gabriele, ovviamente uno dei punti cardine del film è la musica e hai scelto Emanuele Frusi, tra l'altro, come compositore. Come avete lavorato sulla musica? La musica è stata, credo, il lavoro fondamentale. Allora, in questi giorni è stato lanciato su YouTube un bellissimo video di backstage che Emanuele ha concordato insieme a una buona notizia che possiamo dare, che non sa nessuno ancora, e cioè la Universal ha deciso di distribuire worldwide le musiche di questo film. Si sono Ah, innamorati del lavoro che abbiamo fatto e quindi questo è un'ulteriore conquista, piccola conquista di questo progetto, perché sulle musiche veramente è stato fatto un lavoro, praticamente mentre noi scrivevamo la sceneggiatura, io e Emanuele ci confrontavamo step by step. Questa non è questo non è un film solo su Teresin, questo è un film sulla musica. E quindi la colonna sonora doveva inevitabilmente avere delle prerogative di grandissima qualità. Io e Emanuele ci conosciamo da tanto tempo, lui aveva già fatto la colonna sonora di un paio di film che io avevo seguito come line producer e come produttore esecutivo, ci conoscevamo da tanto, secondo me è un ragazzo che ha un talento straordinario. sì. Tanto lui fece Io- pure il film di Marco Bocci, no? Esatto, ne ha fatti tutti e due quelli di Anche Marco. Calibro 9, è vero? E quindi ci siamo capiti al volo e lui ha creduto in questo progetto forse più di chiunque altro e mi è stato accanto fin dal primo momento, lavorando in una maniera straordinaria, e sono contento che arrivi il plauso sia da Miami, dove noi abbiamo fatto il debutto un po' di giorni fa al festival, dove le musiche hanno avuto un riscontro enorme, e sia dalla stessa Universal che ha deciso di distribuire le musiche di questo film. Sono fondamentali. È un film che parla di musica e che non poteva che avere una grandissima attenzione alla colonna sonora. Assolutamente. Senti, quanto è stato difficile invece trovare il tuo sguardo? Come dicevamo prima, la filmografia sulla Shoah, sull'Olocausto è sterminata, insomma, ce ne sono tantissimi. Guarda, devo dirti la verità, in realtà è stato molto più semplice di quanto si possa immaginare, perché il film ha una sostanziale caratteristica. Il target, l'obiettivo che si pone è quello di far capire, e mi auguro che ci si riesca, quanto l'arte possa diventare uno strumento di sopravvivenza. Che detto così sembra una frase fatta. In realtà, studiando le biografie di questi meravigliosi artisti, che se fossero sopravvissuti, secondo gli storici e i musicologi, avrebbero cambiato la storia della musica del Novecento. Quindi stiamo parlando di talenti straordinari. Noi nel film mettiamo in scena Raphael Schachter, il grande direttore del Requiem di Verdi, piuttosto che il pianista Victor Ullmann, piuttosto che Hans Krasa, che è l'autore del Brundibar, un'opera che ancora oggi è rappresentata in tutto il mondo, è un po' l'alter ego di Pierino il Lupo di Prokofiev. Però lo sguardo non può che essere quello come dire, riportare nel film quello che accade realmente, e cioè come l'arte e la musica in primo luogo divenne per queste persone, quando gradualmente gli viene concesso di poter ricominciare a suonare, diventa uno strumento di sopravvivenza, cioè pur nella consapevolezza di vivere in un ghetto, come dire, che sicuramente non era un campo di concentramento, le condizioni di vita erano decisamente migliori, tuttavia è inutile specificare che fossero comunque drammatiche. Loro, attraverso la possibilità di poter ricominciare a comporre, a scrivere musica e a suonarla, riescono a trovare una giustificazione che quasi, non dico li faccia essere felici perché è un eccesso, però gli dà quella motivazione che gli consente di sopravvivere, e diedero luogo ad una serie di rappresentazioni all'interno del ghetto per un triennio, e soprattutto ad una serie di opere che sono state scritte durante quel periodo di cui oggi noi abbiamo traccia, per non dire prova, che è assolutamente stupefacente. Considera che l'ultima volta che sono stato a Terezin per ringraziare ulteriormente il polo museale, perché ci hanno fatto girare là dentro, stiamo parlando di un luogo
che sta per diventare, se non erro, addirittura patrimonio dell'UNESCO e che è oggetto di visite da parte di scolaresche, Sacro, visitatori in quasi tutto il sacro. mondo. Avere l'autorizzazione a girare dentro è stato molto molto complicato, è stato un iter lunghissimo. Parlando con la vice direttrice, lei mi disse: noi abbiamo una caratteristica similare a Roma. Io ho detto: quale? Voi ogni volta che scavate avete dei problemi con i reperti archeologici. Noi ogni volta che scaviamo, tocchiamo un muro o dobbiamo fare un'attività di ristrutturazione, dai muri, dal terreno, ovunque escono fuori pentagrammi, disegni, opere letterarie, cioè loro continuavano a produrre e a nascondere ovunque tutto ciò che realizzavano in quel periodo, e questo è sconcertante, cioè è un luogo sacro È all'arte, non saprei come agghiacciante, dire. veramente, veramente agghiacciante. Quindi la chiave di lettura non può che essere quella, far capire, e questo è molto complicato, soprattutto per una persona che ha un'opera prima, cioè noi siamo abituati ad emozionarci attraverso dei meccanismi emozionali che sono abbastanza standardizzati, noi Sì, come esseri umani, sì, sì. quindi l'amore, il dolore, la passione, cioè chi ama i film horror, quindi cioè, cercare di emozionare e trasmettere l'emozione unicamente attraverso la musica, e cioè far capire quanto il momento in cui loro suonano, in cui sono finalmente in grado anche di toccare uno strumento, di poter scrivere su un pezzo di carta improvvisato delle note improvvisate a livello di pentagramma, per loro era qualcosa di straordinario, no? E quindi non è facile riuscire a trasmettere quel messaggio emotivo. È un film che richiede un pochino più di attenzione rispetto magari ad altri di cui puoi godere con maggiore Sì, semplicità, ma assolutamente. non c'è nessun intento, come dire, presuntuoso in questo. C'è solo un Mm. enorme rispetto per quello che queste persone hanno patito e hanno avuto la forza di fare. Assolutamente, tra l'altro c'è molto equilibrio poi ho trovato nel film, sei riuscito a trovare una misura che non era semplice. Passando a Gabriele Guidi, regista invece, questo è l'inizio di una nuova vita? Che effetto ti ha fatto stare sul set? Ma guarda, devo dirti che adesso che ho vissuto tutte e tre le fasi, no? Quindi c'è la fase di creatività che è quella di scrittura. Lasciamo perdere la parte di finanziamento del film, che è quella che proprio non lasciamo stare. Poi c'è quella di preparazione e realizzazione, e infine quella di post-produzione, no? Che oggigiorno è diventata fondamentale perché la posta può determinare veramente la bontà di un progetto o meno. Posso dirti tranquillamente che la prima è in assoluto la più bella, contrariamente a quello che molti si aspettano, o almeno nel momento in cui ci siamo immersi in quel mondo per così tanto tempo, abbiamo studiato quel luogo, abbiamo cercato di capire l'anima di queste persone, abbiamo inevitabilmente dovuto fare delle scelte perché là dentro di musicisti e di artisti ce n'erano a bizzeffe, insomma. Entri in un universo in cui mentre scrivi e mentre immagini quello che vuoi portare sul grande schermo, sei in un mondo che è straordinario. Cioè, per me era meraviglioso, eh, come dire, costruire quello che poi saremmo andati a realizzare. Quella è decisamente la parte più bella. Detto questo, a 51 anni io ho fatto molte regie teatrali, di produzioni musicali, una l'ho citata, ad esempio, quella di Gigi. Non mi sono prefissato degli obiettivi. A me piaceva raccontare una storia, farla nel miglior modo possibile con enorme rispetto. Il resto, quello che viene, verrà. Cioè ti sei messo al servizio della storia, diciamo. Assolutamente sì. Io credo che questa sia una pagina di storia che va in qualche modo ricordata, e senza che ci sia da parte mia e di chi ha lavorato con questo progetto alcuna presunzione di voler fare, di mandare chissà quale messaggio. Però l'altra sera con Emanuele Prusi, il musicista, parlavamo del debutto a Miami che è andato molto bene al festival, delle richieste che stanno arrivando dal festival di New York, di Vancouver. Il film verrà distribuito in sala, molto probabilmente negli Stati Uniti, e Ah, per un film italiano è un bel risultato. Che poche o tante esse siano, poi si capirà. già essere distribuiti. Quello che noi ci diciamo è: comunque l'abbiamo fatto. È stato un lungo percorso e comunque siamo convinti che nel tempo, quando qualcuno vorrà capire cosa accadde di magico in quel luogo, ci sarà un film che sarà in grado comunque di raccontarlo, e questo credo che sia la cosa più importante. Eh sì, assolutamente. Senti Gabriele, per chiudere, che effetto ti ha fatto la prima volta che l'hai visto chiuso, completo?
Sei riuscito a scinderti o no? È molto difficile. Ad un certo punto, dopo tanti anni di scrittura, dopo le lunghe settimane di riprese in condizioni complesse, perché siamo stati per molte settimane in Repubblica Ceca, abbiamo girato in quei luoghi che comunque emotivamente ti segnano. Poi inizia la fase di post e di montaggio e quindi c'è stato un momento in cui ho avuto bisogno di staccarmi perché non avevo più una visione lucida di quello che stavamo montando e non ero neanche io stesso convinto, no, di alcune cose. Poi, passato un mese e mezzo dal cosiddetto director cut, insomma, dalla mia visione, prima che si andasse a fare ulteriori, me lo sono rivisto e mi sono ho potuto dire una cosa che non tutti riescono a poter dire, e cioè grazie Minerva Picture, grazie Rai Cinema, grazie Ove Possibile, grazie Three Brothers, perché io ho fatto un film che è esattamente quello che volevo. Poi magari non piacerà, ma questo è un altro discorso. Però Già una soddisfazione enorme, però. posso dire a tutti questi interlocutori che lo hanno reso possibile, che è esattamente come io avrei voluto che fosse da autore e da regista. E quindi per me è un enorme privilegio poter dire grazie a queste realtà che lo hanno concesso. Poi ti posso dire che ci sono delle cose che mi hanno fatto ancora più impressione, in particolar modo in un paio di circostanze, quando poi arrivi sul set e praticamente stai per girare delle scene, ti rendi conto che quel set si è animato con tutta una serie di cose, io mi riferisco alle scene in quelle in cui hai più movimenti di massa, Certo. no? E vedi che le cose sono esattamente come tu le avevi scritte e quella è la cosa che ti fa più impressione, perché cominci a vedere tutti quei personaggi, tutti quei movimenti, tutte quelle dinamiche che prima erano delle paroline scritte sulla Sul fondo. carta e l'impatto è stupefacente. Credo che questo sia uno degli aspetti più straordinari che poi il cinema riesce a darti, se lo hai scritto il film, perché improvvisamente dici, ok, allora era tutto vero, si sta materializzando, no? Una magia. Assolutamente. Allora, Gabriele, grazie mille del tuo tempo, buon viaggio in questo caso a Terrazin, lunga vita, che sia una... Beh, già iniziata, insomma, quindi insomma noi vi seguiamo e complimenti ancora per il film. Grazie mille. Grazie di cuore a tutti voi. Grazie.